Per mantenere una vacca serve molto alimento, partendo dal mais, dai fieni, dalla soia. Materie prime queste che a causa della siccità, ma soprattutto della guerra in Ucraina, sono vendute sempre a peso d'oro e che di conseguenza portano il prezzo del latte alle stelle. È aumentato il prezzo del latte perché sta mancando la materia prima di fatto. Per fortuna è aumentato perché comunque i costi di produzione è già dal 2021 che sono in forte aumento e questo ci permette comunque di poter resistere. Resistere, questa è la parola d'ordine per una filiera sempre più in difficoltà che per sopravvivere è costretta ad accrescere i prezzi. Per il consumatore finale, infatti, il latte è aumentato del 20% e a proposito di percentuali, a causa di queste temperature roventi, le stalle producono fino al 20% del latte in meno. Numeri, aumenti e nuovi scenari che hanno portato tante aziende del territorio ad una scelta obbligata, quella di chiudere le stalle. Ne chiuderanno ancora molte e riusciranno a rimanere aperte solo quelle che sapranno mettere in atto delle strategie per far fronte alle difficoltà che si presentano nel tempo.